Voglio portare i saluti dell'amministrazione regionale per questo convegno riguardo la nuova immigrazione in Europa e nel mondo, che vuole trovare un nuovo modo per riallacciare l'appartenenza, le radici, ma soprattutto la promozione della nostra regione attraverso corregionali che sono andati a vivere all'estero. Stiamo parlando di una nuova immigrazione, un'immigrazione che non avviene più come quella del passato, dove comunità si spostano in altri paesi e quindi si creano dei nuclei compatti, ma singoli individui che decidono di andare a studiare, a lavorare in altri paesi del mondo e che portano comunque con sé una parte importante della nostra regione. Sono contento di questa iniziativa, appunto, che vuole cercare di mettere insieme questa rete importantissima di rappresentanti della nostra regione sparsi per il mondo, di professionalità, molte volte professionalità che acquisiscono ruoli importanti nella loro attività lavorativa e che possono essere utili alla nostra regione per farla conoscere, per promuoverla e ovviamente viceversa la nostra regione per loro, affinché possa rappresentare ulteriori opportunità per gli stessi e possa rappresentare un collegamento e un apprezzamento per il territorio dal quale provengono. Quindi la Regione ci ha creduto in questo progetto, ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori e chi in questi anni porterà avanti l'iniziativa. È chiaro che non è un'iniziativa che si svolge e si esaurisce in un convegno, in un incontro, ma un'iniziativa che deve trovare nella quotidianità delle relazioni e nella capacità delle singole persone nei diversi paesi di fare rete motivo di svilupparsi e diventare una cosa sempre più grande. La Regione su questo sarà al fianco degli organizzatori, sarà al fianco di coloro i quali vorranno mettere a disposizione la loro professionalità e la loro capacità di relazione anche nei paesi dove si trovano per dare una mano e far crescere sempre di più la conoscibilità e la possibilità di crescita per la Regione Friuli Venezia Giulia.